Amiche ed amici di Officina Mediterranea, buonasera. Siamo in diretta sui canali YouTube e Facebook di Officina Mediterranea e siamo qui in diretta proprio per affrontare la 15ª puntata di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Il mio saluto innanzitutto a Orazio Maglio. Orazio, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Bartolo, buonasera Luigi. E buonasera Luigi, buonasera Luigi. Buonasera a tutti, buonasera Bartolo, buonasera Orazio. Ci dovrebbero essere altri due ospiti che stiamo avendo grossi problemi di collegamento, infatti ci scusiamo per questo lieve ritardo. Io direi, Orazio, se per te va bene, di far partire la sigla, così vediamo pure se riusciamo a collegarci ai nostri ospiti. Sigla. Certo Bartolo. Eccoci, ci siamo. Si è unito a noi Antonio di Taranto. Buonasera Antonio. Ci siamo riusciti a Non ci sono collegarci. io. Buonasera Bravo. Antonio. Buonasera a voi tutti. Bene, Orazio, io non vedo Luigi, stavolta vedo tutto buio, la fotocamera, la videocamera di Luigi, non so cosa può essere successo. Luigi, sei connesso? Ci sei? Sì, sono connesso, ma non mi vedo. Sì, prova a uscire come al solito, facciamo uscita e rientrata. Intanto Orazio, introduco gli argomenti, abbiamo questi esatto. argomenti tecnici, queste beghe tecniche. Allora, noi siamo reduci da un piccolo trip molto piacevole nella località di Ferrandina, nel Materano. Siamo a mezz'ora di auto da Matera, nel versante sud, si attraversa il Basento e c'è a 500 metri circa d'altezza Ferrandina. Io mi sono recato ieri per la seconda volta, non conoscevo Ferrandina prima di 10 giorni fa, è stata l'occasione per vedere questa cittadina splendida, 7.000 persone, e in compagnia di Antonio Lacarpia, che stasera speriamo di avere, di risolvere problemi tecnici, ma insomma lo vedremo nelle immagini che abbiamo filmato ieri. Da casa di Antonio Lacarpia si vedeva il territorio di Antonio di Taranto, perché c'è una vista talmente meravigliosa che oltre ad avere il panorama verso est del Golfo di Taranto si vede tutta la linea dell'Appennino lucano verso ovest e a sud il Pollino fino a Timpa San Lorenzo e la Falconara, dove Antonio di Taranto fammi un cenno Antonio, altrimenti mi sembra che no, vedo che Antonio è... Sì, allora no, però non ho capito
l'audio non mi ha fatto sentire quello che hai detto. Perfetto. No, dicevo che da Ferrandina si vedono le montagne di Terranova. Questo l'avevo capito. Ecco, le immagini di Ferrandina le vedremo alla fine e cominceremo con il nostro ospite di Valenzano, Luigi Lampignano. Ormai è un appuntamento fisso delle nostre ultime puntate, ma avendo l'opportunità di parlare di Terranova di Pollino, non possiamo che rinnovare il nostro interesse per le gustosissime celebrazioni legate ai riti arborei. Terranova di Pollino, siamo al confine tra la Calabria e la Basilicata, almeno formalmente, tutto territorio lucano anticamente, a 1000 metri d'altezza, e Antonio ci parlerà di quello che avverrà tra pochissimo, tra penso 10 giorni, una settimana. Antonio ci dirà i dettagli. Sabato prossimo, per poi culminare nel giorno di Sant'Antonio, il 13, con la conclusione del rito arboreo, così come ci farà vedere. Allora lascio lo spazio a Luigi Lampignano e a più tardi. Allora, ci spostiamo con la data al 21 giugno. Rimandiamo poi la festa di Sant'Antonio un altro appuntamento. Il 21 giugno è il solstizio d'estate. Ovviamente i solstizi, come gli equinozi, per i nostri antenati erano degli appuntamenti importanti, perché coincidevano grosso modo con i riti della natura, cioè o inizio o il fine raccolto, e quello che c'era, diciamo, nel mezzo. Quando parliamo di solstizio d'estate, però si aggiunge anche un altro aspetto, oltre che quello, in questo caso, diciamo, per alcuni è inizio raccolto, per altri è fine raccolto. Io direi fine raccolto, io direi inizio raccolto, anche se adesso il cambiamento climatico, diciamo, la mietitura è molto anticipata. Durante il solstizio d'estate, il Sole, che è il simbolo del fuoco, raggiunge la massima declinazione positiva per l'inclinazione terrestre. E secondo alcuni l'immagine dei nostri antenati, nella notte del 21 col solstizio si univa la Luna, che è il simbolo dell'acqua, per cui la rugiada della mattina aveva degli effetti benefici, sia per quanto riguarda la salute, sia per quanto riguarda la fortuna, un buon augurio per il futuro. Ovviamente sono riti pagani. Che cosa è rimasto? Tutto questo avveniva anche in un clima di festa, con i fuochi, i cosiddetti fuochi di San Giovanni, e con un grande pranzo che si chiamava e si chiama tuttora il pranzo capacanale, che è riferito soprattutto alla vendemmia, ma anche a questo periodo di inizio raccolto. Tutto questo poi si è trasformato con la cristianità. Aspettiamo un momento, perché vediamo anche l'altro aspetto relativo alle erbe. Si raccoglievano le erbe, diciamo la lavanda, per fare le abluzioni mattutine, e si raccoglieva l'iperico, che poi si è chiamato l'erba di San Giovanni, che in dialetto si chiama la fumema, che è un aspetto molto, molto particolare. Ma io direi che l'aspetto, diciamo, che è più significativo è quando in alcuni dialetti si è chiamato cacciadiavoli, perché ritorna il motivo ancestrale, perché l'iperico è cicatrizzante per l'aspetto fisico, ma anche diciamo dal punto di vista ha un aspetto relativo durante quando si hanno delle depressioni, insomma, quindi risolleva dalle depressioni psichiche, quindi scaccia il diavolo in buona sostanza.
è un fiore molto, 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 molto bello anche dal punto di vista ornamentale. Poi il problema della lavanda si è anche aggiunta alla raccolta in quel periodo di tutte le erbe selvatiche e dei fiori selvatici. Si immergevano in una bacinella di acqua e si lasciavano, questi si raccoglievano nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio del 23. Si lasciavano per tutta la notte e durante la notte si imbivevano ulteriormente di rugiada. La mattina si facevano l'oblazioni e l'abluzioni ed erano anche portafortuna. Anche diciamo, alcuni di questi fiori venivano posti sotto il cuscino in un determinato numero e secondo questo numero di fiori si aspettava il promesso sposo per le ragazze che erano alla ricerca dello sposo. Quindi tutto questo poi col tempo è stato preso dalla cristianità. In che modo? Si è collegato con la figura di San Giovanni. È molto importante, il problema qual è? Perché San Giovanni, tra tutti i santi, è l'unico che viene festeggiato soprattutto nel giorno della nascita, quindi è un santo del rinnovamento. Ricordiamo che San Giovanni è nato 6 mesi prima di Gesù e quindi ha annunciato l'arrivo di Cristo. Tutto si è trasformato come? Esistono ancora i fuochi, ma soprattutto esiste una festa, la festa del buon vicinato, cioè un pranzo che viene effettuato nel vicinato dei paesi, nei vicoli. Il famoso capacanale, che è il pranzo di fine di inizio raccolto. Ed è una festa di convivialità, diciamo l'aspetto più bello di queste tradizioni che vengono rinnovate attraverso il segno della figura del santo. Qui siamo per esempio nel paese antico, nel centro storico di Valenzano, e tutto il largo, in questo largo, tutte le famiglie si riuniscono intorno a questo tavolo per festeggiare in questa notte. Con che cosa? Con la famosa spaghettata. La spaghettata è classica e con i pomodori cosiddetti appesi, con il ciliegino, nell'aglio, con un po' di acciughe, con le olive nere. E diciamo è un piatto che non deve mancare da questo pranzo. Però accanto a questo invece è un aspetto più tradizionale, siamo all'inizio del Novecento. Siamo ancora in un vicolo del paese, del centro storico, e vedete comunque quanta allegria in questa fotografia che traspare dagli aspetti, dai visi di questi miei compaesani, perché in realtà è una notte di gioia quella di San Giovanni. E si risolvevano anche dei piccoli litigi che potevano esserci nelle circostanze. Però ci sono altre due cose che vengono, due detti del dialetto valenzanese, ma non solo valenzanese, per questa circostanza. Alla fine del pranzo si mangiavano i fioroni, il fico-fiorone, e si diceva a San Juan pig le clum e a Menengan. Le clum sono i fioroni, cioè i fioroni erano portatori di fortuna. Non bisognava masticarli, perché la fortuna non va masticata, va presa subito per quella che è. E quindi questa delizia di fine pranzo era un ulteriore ingresso nel quell'augurio di fortuna che questa notte magica doveva portare. Ovviamente non si parlava più di magia, ma parlava più di aspetti religiosi. Con un altro detto popolare che dà ancora più, diciamo, accentua, questo è il piatto tipico di quella notte, la famosa spaghettata, la San Giovannietta si chiama.
Ma quello che è diciamo, il detto ancora più interessante, che a San Giovanni lassù figli e picchi la mamma, si riferisce all'agnello. Bisogna lasciare l'agnello per mangiare la pecora. Perché? Secondo diciamo, chi allevava i pastori, perché la pecora diventava più gustosa e l'agnello bisognava lasciarlo crescere, o per avere la pecora o per castrarlo e per avere ad agosto la carne di arrosto ancora più gustosa. Ma il problema qual è? Non credo che sia questo il motivo, invece io ritengo che il motivo sia quello proprio relativo a San Giovanni, cioè è terminato definitivamente il tempo pasquale ed inizia il tempo del rinnovamento, cioè non si guarda più l'agnello che è la figura di Cristo, ma si diventa gregge, cioè bisogna seguire l'esempio, quello che è stato il messaggio di Cristo ed avere una vita più completa. Questo credo che sia il significato più recondito di questo detto popolare, che è poco conosciuto perché si pensa che sia legato all'aspetto più culinario, invece è un aspetto molto spirituale. Quindi vedete come tutto ciò che riguarda gli aspetti più pagani sono stati completamente trasformati dalla cristianità in aspetti che vengono poco conosciuti, però io sottolineo sempre una cosa molto importante. Le nostre tradizioni consentivano e dovrebbero di nuovo consentire un nuovo motivo di avere relazioni tra di noi, che si sono un po' perse. E quando vedo che, diciamo, io quella fotografia che vi ho fatto vedere prima non è molto lontana nel tempo, è recente di 2 anni fa. E in quel luogo io stesso ho sollecitato che questa festa potesse estendersi con una maniera più ampia per tutto il centro storico. Ci ho provato, diciamo, in un piccolo periodo ci sono anche riuscito. Speriamo che queste tradizioni, cioè che questo non riscoperta, questo ritrovarsi in queste tradizioni possa portare a una maggiore conoscenza dei nostri problemi e cercare di risolverli. Credo che questo sia il compito maggiore, non certo quello solo nostalgico, è quello di una riproposizione di questi riti che il tempo ha già trasformato. Se noi partiamo dalla tradizione pagana a quella che è stata la trasformazione cristiana e a quella che tuttora è ancora una trasformazione, è ovvio che ci devono essere trasformazioni, ma lo spirito vero è quello di avere lo spirito del rinnovamento e lo spirito di avere relazioni corrette. Se ci sono domande sono a disposizione di questi aspetti della nostra tradizione, non solo locale, perché San Giovanni è ricordato in quasi tutto il mondo. No, bellissima questa adattazione, finalmente ho scoperto perché gli spaghetti con i pomodorini si chiamano alla San Giovannese. Non avevo mai fatto il collegamento con questa è il piatto tipico della notte di San Giovanni. Sì, e sì, devono sì, essere al dente, devono essere saltati in padella. No, penso che queste tradizioni... No, io mi accodo alle tue domande. Diciamo che pochi sappiamo che Luigi è occupato nella stesura di una storia delle tradizioni popolari di Valenzano, di cui ogni tanto ci offre questi bellissimi spunti. E il lavoro sotto traccia che sta facendo Luigi è proprio quello di riportare in vita questi riti, non involucro, una crisalide senza farfalla, ma per lo spirito che animava queste tradizioni. E la stessa cosa in qualche maniera sta facendo Antonio di Taranto a Terranova come presidente della Proloco. Qui passo in un trade union tra Luigi e Antonio di Taranto, perché non si è mai persa in effetti su quei piani del Pollino al confine, a cavallo abbiamo detto tra Calabria e Lucania, la tradizione di questi riti arborei. Anzi vi sono delle piccolissime comunità, 200-300 persone o anche 1 migliaio scarso come a Terranova di Pollino,
che non fanno passare anno senza rinnovare questo legame con la natura. Prima che Antonio cominci la sua bellissima e dottissima trattazione, vorrei precisare anche in continuità con la puntata precedente che in alcune culture prendere l'albero e portarlo in città, in paese, nel borgo o anche nel giardino proprio di casa significava nella loro concezione prendere la forza del bosco e portarla come un amuleto vicino alla propria abitazione. Questa, ne abbiamo parlato tanti anni fa con Antonio, non è il caso del rito di Terranova, che sembra non avere una sua motivazione vera, o perlomeno non rintracciabile. Comunque lascio a te, Antonio, il tuo spazio per trattare di questa meravigliosa, io a cui sono legatissimo, tradizione. Prego, Antonio. Grazie Orazio. Dal momento che hai detto che sei legatissimo, invito te e tutti gli amici a venire il 31 qui a Terranova per il taglio e il trasporto dell'abete, diciamo, per il paese lungo le stradine di montagna. Quindi prima che mi dimentichi, l'invito è di partecipare, perché vedendo e partecipando si gode di più, diciamo, il tutto. E come diceva Orazio, i riti arbori in Basilicata sono molti, sono 8, un po' differenti. Quelli del maggio che riguardano una parte della Basilicata e sono Accettura, Castelmezzano, Oliveto Lucano e Pietra Pertosa. Qui si chiamano il maggio. Praticamente viene un matrimonio tra due alberi diversi, perché come tra gli umani il matrimonio non avviene tra familiari, con lo stesso albero. Quindi c'è questa tradizione del maggio, la cui origine, quella del maggio, è un po' discussa. C'è chi fa risalire il termine a maggio perché avviene nel mese di maggio, chi dice che derivi da Maior, quindi la scelta dell'albero più grande, e c'è chi lo riferisce alla dea Maia. Comunque tutto questo, diciamo, del maggio, nella parte sud della Basilicata perde un po' questo aspetto del matrimonio tra alberi. Bene, e i paesi che celebrano, che festeggiano questo rito arboreo, in genere chiamata Apita. Apite è l'abete, va bene? In dialetto Apite, sono Castel Saraceno, Rotonda, Terranova di Pollino e Vigianello. Come diceva già Orazio, il fatto pagano, diciamo, del matrimonio tra alberi, nature, eccetera, da noi è un po' scomparsa. Terranova senz'altro è più una cosa devozionale a cui le persone tengono molto e partecipano attivamente. Forse negli anni addietro più non dico gli anziani, gli adulti, adesso diciamo hanno preso un po' i giovani in mano la situazione, e per esempio per il trasporto, eccetto la prima parte che avviene su un trattore in sostanza, tutto il trasporto nel paese è fatto da giovani, diciamo, con l'entusiasmo dei giovani e anche con un buon bicchiere di vino che dà, non dico la forza, ma la spinta per appunto trainare e spingere l'albero, l'abete appunto. Praticamente il 31, l'ultimo sabato del mese di maggio, avviene il taglio di un albero che è stato già scelto nei
nei giorni precedenti da un gruppo di esperti chiamati pitaioli, appunto, avviene il taglio, il trasporto su un trattore sia del tronco che della cima che dello stesso albero. Comunque c'è questo trasporto con delle pause. Antonio, Sì. ti chiedo scusa, Bartolo ci sta mandando delle immagini che sarà più facile per te commentare per farci rendere partecipi del rito. Ok. Abbiamo delle immagini, commentala tu stesso. Sì, sì. Finora vedevo il mio volto. Sì, no, stanno arrivando, le sto caricando Allora, adesso. aspettiamo che arrivi. Ancora c'è il pranzo di vicinato. Ecco qua. Questi sono i suonatori di Zampogna. Qui siamo in località Cugno del Lacero, si chiama, dove in genere viene scelto l'albero, è tagliato prima con delle seghe rudimentali, adesso con il motosega. Queste immagini sono del taglio dell'albero. Una volta a terra viene sfrondato dei rami, viene pulito in sostanza, viene tagliata la cima e il tronco viene portato su una strada dove un trattore aspetta e viene caricato su questo trattore. I suoni di Zampogna, Totarella e organetti non mancano mai. Sì, questo è Pino Salamone. Questo signore purtroppo è venuto a mancare quest'anno, Giovanni Lufrano. 2 anni fa. Di 2 anni fa. Adesso sta caricando. Pare di sì. Vabbè. C'è una grande partecipazione da parte dei giovani, Io ho sempre notato questo, sia ho detto Terranova. Prima, diciamo... Ecco, questo è il classico bicchiere. Sono i giovani che si sono impossessati un po' della tradizione e non dispiace perché così viene tramandato. Non dimentichiamo nemmeno l'abete che è stato tagliato da Alessandria del Carretto, che è in Calabria, per questo non l'ha citato Antonio, ma è a pochi chilometri, quasi gemellata con Terranova. Sì, stiamo confinando con Terranova. L'abete ad Alessandria lo dà il comune di Terranova, così come a Rotonda. Ecco. Se non sbaglio anche a Terranova si chiama Pita come ad Alessandria del Carretto, giusto? Sì, Pita, sì, lo stesso. Pure a Rotonda si chiama. C'è una dicitura diversa. A Rotonda per esempio dicono Apitu, da noi Apita, ad Alessandria pure Apita, in sostanza. Alessandria confina con una frazione di Terranova, San Migalio, e ci sono tanti contatti tra Terranova ed Alessandria. Queste sono immagini del Pollino. Voglio sottolineare che non si tratta, cioè l'appuntamento richiama anche da altre parti, non solo della Lucania, ma della Calabria, della Campania. Sì, dici bene. Ho avuto delle telefonate finanche dalle Marche per sapere la data, diciamo, e si sono informati. Dalla Puglia, eccetera, vengono molti. Quindi siete invitati tutti quanti voi altri.
Continuo. Grazie. Lungo il tragitto, soprattutto a Casa del Conte, che è una frazione sulla strada tra la montagna e il paese, ci sono varie fermate. Durante queste fermate i vicini di casa là offrono tutti, diciamo, cose tipiche da mangiare e da bere. In totale. Quindi Prego, Antonio. Ma questo è un aspetto quando arriva la pita in paese. Di vino. Sì, quando arriva la pita in paese ci sono questi tavolini allestiti spontaneamente dalle famiglie con Sì, biscotti, in paese, panino. ma anche in campagna, anche lungo il tragitto a Casa del Conte ce ne sono almeno 5-6, diciamo, soste per mangiare e bere. Arrivati poi dopo nel pomeriggio, appunto l'albero fa sosta in una località sopra il paese chiamato Piano della Tranquillità, e di là viene poi condotto e tirato e spinto a mano, a braccia, con la forza delle braccia, e qualche volta con l'aiuto anche di buoi. Qua siamo nel paese, le immagini forse sono finite. Praticamente nel paese poi tutto il pomeriggio fino a sera tardi dura questa festa con suoni, balli diciamo, e partecipazione varia. Questo è il giorno del taglio e del trasporto. La festa continua poi il giorno 13 di Sant'Antonio per la preparazione dell'albero, che viene, diciamo, pulito della corteccia, da qualche nodo, eccetera. Viene aggiunta la cima all'albero e viene poi alzato quest'albero per la scalata. Purtroppo gli scalatori sono sempre di meno, perché almeno dicono qua, prima erano più allenati, perché i pastori eccetera salivano sugli alberi per tagliare la frasca agli animali, per farli mangiare, e quindi erano allenati a salire. Io ricordo anch'io che praticamente c'era tutta una gara per salire, sia appunto per dimostrare la propria forza, ma anche per prendere il premio che era molto desiderato, premi vari, salumi, l'agnello, eccetera. Adesso naturalmente prima dell'albero questa cosa, pensando allora ha anche più ambito il premio per prendere l'animale e anche per avere l'albero, perché diciamo una delle richieste maggiori era quelle degli abeti che servivano per fare le travi per le costruzioni. Quindi veniva messo all'asta poi il tronco dell'albero appunto per farci tavole e farci le trave per le costruzioni. Non so cosa aggiungere, qualcosa l'ha detto già Orazio. Il fatto del No. matrimonio tra la cima, tra gli alberi, eccetera, a Terranova non c'è, è devozionale in sostanza. È stato una curiosità ce l'ho io, cristianizzato Antonio. completamente l'evento, quindi si fa tutto in onore di Sant'Antonio e non c'è per niente proprio il fatto del matrimonio tra gli alberi, eccetera. Certamente è una festa primaverile,
è la prima festa che si celebra, e quindi è di buon auspicio sia il taglio e sia, diciamo, la scalata e l'impossessarsi della cima dell'albero. Antonio, io avevo una curiosità, hai parlato prima del taglio che avviene tramite le motoseghe adesso, non si usano più le asce. Ho visto nelle foto invece delle asce che credo che Si sente servono per poco, è pulire. basso il volume. Non so cosa fare, io più di così non riesco a parlare. Riesci a sentirmi? Vabbè, cerco di sentire, di ascoltarti. Dicevo, la pulizia del tronco avviene tutto con l'ascia, invece il taglio avviene con la motosega, ma poi la pulizia, cioè quando viene reso liscio, tutto con l'ascia, cioè, voglio dire, c'è anche una Ma grande abilità da parte dei boscaioli che ma lavorano usano questo tutti e legno. due i mezzi, sia le accette, le scure, Per il le taglio scu- sì, ma dico anche per la e anche pulizia. il motosega, diciamo, per tagliare per sfaccettarlo in sostanza. E vengono usati tutti e due, e sia il motosega che le accette. Antonio, Veramente, una domanda. prima, Che legame dica, c'è questa festa è Sant'Antonio? come? Che legame c'è con Sant'Antonio? Ma un po' tutti gli alberi sono dedicati a Sant'Antonio, probabilmente, diciamo, è un pensiero mio. La devozione a Sant'Antonio era molto sentita qui a Terranova, anche altrove, diciamo. La maggior parte degli alberi sono dedicati a Sant'Antonio, pure a Rotonda, e via dicendo. Eh, Sì, ma perché secondo Probabilmente te? perché Sant'Antonio era un santo molto gettonato, non per niente è chiamato il taumaturgo, quindi faceva molti miracoli e quindi, diciamo, l'hanno dedicato, secondo me. Forse se si facesse adesso l'abbinamento sarebbe scelto molto anche Padre Pio. All'epoca evidentemente Sant'Antonio andava per la maggiore. Come mai Benissimo, io direi l'audio non si sente più? Antonio, non Sì, ti preoccupare, recupera l'audio, poi alla fine ti facciamo fare l'ultimo memorandum sugli appuntamenti, anche perché è un vabbè, volevo ritorno dire solo una cosa, che il pranzo di Prego. vicinato, qua qualcuno lo faceva anche. Io come prologo quest'anno ho intenzione proprio di ripristinarlo e di fare 4-5 pranzi di vicinato. Benissimo. Ma Luigi e Bartolo ci prenotiamo, portiamo noi le sedie, eh? Stai tranquillo. Va bene, con Ok, piacere, con piacere. perfetto. Benissimo, grazie. Allora, ho visto Tocca a già domande Ferrandina su adesso, perché ho visto. Ferrandina. Sì, infatti. Sì, c'è un ritorno, c'è qualcuno che ha il viva voce acceso, vi prego di chiuderlo, forse Antonio di Credo che sia Taranto. Antonio, credo. Se è possibile vedere... Hai Se è messo il possibile. mute? Hai messo il mute, Antonio? Stasera serata falcidiata dalla tecnologia che c'è contro. Allora, io comincio, poi Antonio quando vuole fa la domanda in diretta. Vedo già domande su Ferrandina. Allora, innanzitutto introduco questa linea, diciamo su Ferrandina, di cui io mi sono già innamorato, essendoci stato per la prima volta 10 anni fa, è tornato ieri pomeriggio a intervistare Antonio Priore della Arciconfraternita di Santa Maria della Croce. Avremmo dovuto averlo qui ospite con noi, ma problemi di collegamento non ce l'hanno consentito. Per fortuna ieri abbiamo registrato Antonio mentre descriveva l'attività fraternita e il rito della Via Crucis. La domanda di Fabio Bonavoglia, provo a dare una risposta. Una domanda su Ferrandina: qual è l'origine storica della processione del Cristo morto? Allora, innanzitutto Fabio, ti invito a visitare Ferrandina. Io ieri in 2 ore scarse ho visitato 4 o 5 chiese meravigliose. Tra queste vi era un Cristo in stile spagnolo, quello molto sanguinoso,
del primo 600 si faceva quindi risalire la Via Crucis, mi commentava Antonio La Carpia, alla chiesa post-tridentina, quindi siamo in una post-riforma luterana, il Concilio di Trento, e il sorgere di queste celebrazioni che in pratica erano i drammi liturgici medievali riproposti in nuova veste. Più preciso di così non posso esserti. Intanto chiedo a Bartolomeo di preparare uno dei due video, scelga lui qual è, e così facciamo la conoscenza. Esatto, così facciamo la conoscenza in diretta con Antonio La Carpia nella meravigliosa chiesa di San Domenico. Veramente vi invito a visitare Ferrandina. Buonasera a tutti. Vado. Siamo nella chiesa di San Domenico a Ferrandina, in provincia di Matera. Intanto uno sguardo generale alla struttura, e siamo in compagnia di Antonio La Carpia, priore della Arciconfraternita di Santa Maria della Croce, con il quale stasera scambieremo alcune impressioni e ci racconterà un po' di storie sia di Ferrandina che dell'Arciconfraternita. Siamo al 25 maggio, quindi voi vedrete questi filmati in differita. Prego Antonio. Allora, noi le date che abbiamo come riferimento rispetto all'antichità e alla costituzione delle confraternita è un ultimo registro che poi è succeduto a noi dopo che hanno fatto lavori di intervento per il post-terremoto dell'80. E lì la prima data utile che ci dà con chiarezza la confraternita costituita e con i confratelli iscritti alla confraternita porta a una data del 1908. Questa comunque risale a molti anni ancora antecedenti al 1908 e nasce nella chiesa madre che è Santa Maria della Croce, chiesa madre che nasce come chiesa di San Lorenzo, che va inizialmente come costruzione dall'ingresso dal Levante con l'altare posto su ponente. Dopodiché la chiesa viene ingrandita verso nord-est con 3 navate centrali e di una immensità splendida, spettacolare, che si affaccia sulla piazza della piazza Plebiscito del comune di Ferrandina. Dicevo, nasce la confraternita con lo spirito di dare ai confratelli una dignitosa sepoltura con un prelazio decennale. Le risorse che attingevano affinché potessero pagare le quote associative venivano dalle processioni che facevano i defunti e i familiari dei defunti facoltosi, invitavano a partecipare alla processione del defunto deceduto, pagando 10 lire e che servivano poi per pagare le quote. Noi abbiamo in chiesa madre una botola dove è scolpita Arciconfraternita Santa Maria della Croce. Questa botola ci dà un sale indicazioni sia dell'antichità che è chiaro che iniziano lì la confraternita e la sua sede. Dopodiché per motivi sconosciuti si sposta lungo il corso dove c'era la chiesa di San Leonardo e dopo ancora del tempo una sede definitiva che è qui in San Domenico, che noi abbiamo avuto un decennio, poi con lavori che hanno fatto il post terremoto ci siamo spostati a Santa Chiara, però avevamo queste due chiese e ce l'abbiamo ancora sotto la nostra gestione. Il primo video è andato, Orazio. Andiamo col secondo, chiedo di chiudere i microfoni ai miei amici. Ok. Allora, tra le
processioni e i riti che facciamo più importanti dell'anno e i riti della Settimana Santa, che partono il venerdì sera alle ore 19 per giungere in Chiesa Madre intorno alle ore 21. Parte qui il Cristo morto, preparato con tutti i gioielli e l'oro donato dai fedeli nei secoli di Ferrandina, e con la Maddalena a suo seguito. Scendendo via Calata San Domenico e intersecandosi nel corso Vittorio Emanuele, procede verso il corso verso la Chiesa Madre. Arrivati a San Giuseppe, lì si accoda alla processione, fuoriesce dalla chiesa di San Giuseppe San Giovanni Apostolo, che si accoda alla bara di Gesù. Proseguendo lungo il corso si arriva alla chiesa della Addolorata, dove esce la Madonna Addolorata tutta vestita di nero dalla chiesa, dove lei primeggia sul trono dell'altare centrale e fuoriesce accodandosi alla processione. Dopodiché si procede verso la piazza e all'ingresso si spalancano le porte della Chiesa Madre, dove Gesù viene portato e rimane lì tutta la notte. Riparte il sabato mattina con la Via Crucis, partendo dalla prima stazione in piazza Plebiscito, percorrendo tutta la zona vecchia della città e giungendo poi di nuovo in corso Vittorio Emanuele all'inizio alla piazza dei Casperi e salendo alla 14ª stazione, che è posizionata alla parte alta dei Cappuccini. Lì c'è una sosta di un paio d'ore, dopodiché intorno alle 15 riparte la processione e va ritorna verso il corso Vittorio Emanuele e ritorna in San Domenico, però salendo dalla scalinata della piazza. Dimenticavo una cosa importante: quando arriva, dopo che è partita da San Domenico la bara, quando arriva giù sul corso si incontra con la Pietà, che precede poi l'ingresso del Cristo, in pratica comunicando alla popolazione che è morto il figlio, è morto Gesù, che segue con la bara. E questo poi prosegue, come dicevo, a San Giuseppe con il l'uncido di San Giovanni e poi l'Addolorata, e tutti fanno, pernottano, se è un termine giusto o no, in Chiesa Madre, ripartendo poi la mattina. Ok. Questo pernotto? No, va bene, non ti preoccupare. O magari... No, ma non ti preoccupare, noi facciamo tutto... Chiudi Bartolo, grazie. C'è stato un disguido tecnico. Allora, volevo semplicemente aggiungere questo. Vi chiedo scusa se, ma ripeto, per problemi tecnici non abbiamo avuto la fortuna di avere Antonio Lacarpia a commentare direttamente queste immagini, che ora vedremo. Ecco, la cosa particolare della chiesa, della Via Crucis di Ferrandina, noi l'avevamo già citata, Bartolo in particolare, perché ne conosceva l'esistenza e conosceva alcuni dettagli. Ci aveva parlato di come, fai scorrere un pochettino, ecco, questo è il Cristo, ecco, il Cristo che abbiamo visto prima, era quello che è apparso nel primo video alle spalle di Antonio. La chiesa di San Domenico è il punto da cui parte tutta la processione, si chiamerà Via Crucis da un secondo momento. Quindi la statua di Cristo morto nella teca di vetro, seguito dalla Maddalena, che abbiamo visto nel secondo filmato, sono alla testa del corteo. C'è un audio dei nostri amici aperto, vi prego di chiuderlo per favore, grazie. Quindi la processione parte dalla chiesa di San Domenico, che abbiamo visto in 4 immagini, ecco, vedete questo Cristo morto, seguito dalla Maddalena, e il tragitto che segue tocca tutte le chiese di Ferrandina.
La cosa bella, e ve la posso confermare perché ieri è stato così, nel giro di 150 metri, in un percorso di 150 metri, io ho visitato 4 chiese, una più bella dell'altra, una più interessante dell'altra. Ognuna di queste chiese contiene una delle statue che al momento del passaggio del Gesù seguito dalla Maddalena si unisce al corteo. Ecco, queste sono sempre delle immagini di bellissimi dipinti enormi all'interno della chiesa di San Domenico. Quindi questa Via Crucis viene accresciuta ogni 50-100 metri perché c'è una chiesa che offre il suo santo. C'è la chiesa matrice. Questo è un bellissimo riferimento a Anna Maria Leone che ci ha parlato delle Madonne vestite. Questo è evidentemente il simulacro a cui andrà aggiunta la parte di stoffa, delle stoffe e dei capelli che sono presenti nella tradizione lucana. Se vuoi andare avanti facciamo una piccola carrellata anche senza tanti commenti. Ecco, qui sono, non ricordo quali sono i santi, ma sono di pregevolissima fattura. Questa è una troccola che viene utilizzata per dare quel rumore un po' sgradevole, tipico delle nostre Via Crucis. Sono famose quelle di Massafra, per esempio. Qui ci sono altre statue. E invece una piccola nota personale, permettetemela, sono stato a Gerusalemme più di 30 anni fa e il percorso della Via Crucis, così come viene illustrato ai turisti, vi posso dire che somiglia al 90% a quello dei nostri piccoli centri con le strade in pietra, saliscendi, e la brevità del percorso è la cosa che mi ha colpito rispetto alle nostre Via Crucis. Il percorso che Gesù avrebbe fatto fino al Golgota è molto più breve. Quindi evidentemente noi abbiamo questa tendenza così a celebrare, a drammatizzare l'evento, il passaggio della croce. Ecco, questo è un bellissimo pulpito con questa mano. Io da bambino, quando vedevo queste mani che uscivano, scappavo terrorizzato, che non capivo di chi fosse. Questo è un altro dipinto. Ok. Credo che possiamo anche chiudere. Se hai un... Questa è l'altra sequenza di foto. Questa qui è tu hai dato due blocchi sì, di questa foto, è la ci chiesa sono di le San altre. Domenico. Ora invece Antonio ci aveva dato un resoconto della Via Crucis con delle foto, se riesci a trovarle. Sì, io ho le mie foto perché le altre Certo, vediamo le tue, perfetto. Dicevo, la cosa che mi ha colpito a me di questa Via Crucis è che davanti a ogni chiesa, quando sta per uscire una statua, come abbiamo detto, si uniscono alla processione tante statue, una presso all'altra. Quindi la statua di Cristo morto staziona davanti a una chiesa, esce la statua e ci si incammina ulteriormente. È come se ci fossero tante confraternite, è come se ci fossero tanti ragazzi vestiti a seconda di questa è la chiesa madre, sì, Santa Maria della Croce. Quando arriva la sera, sì, quando arriva la sera. Meraviglioso. E dicevo, quindi ecco, qua sta uscendo la Maddalena no, qua sta entrando. Questa è la Dolorata, credo. La Dolorata, sì. E quindi dicevo, ci sono, vabbè, i miei scatti sono sempre vanno a cercare sempre non solo l'aspetto religioso, insomma, cerco di cogliere anche degli altri aspetti. E dicevo, quindi la cosa particolare è che ci sono come se fossero tante piccole confraternite, ci sono una serie di ragazzi, una serie di bambini che sono in processione, ognuno vestito in maniera diversa. Ecco qui la Dolorata. Per esempio, appresso alla statua della Dolorata ci sono tante vedove, insomma, tante donne vestite a lutto che trasportano questa statua. Sono le donne che trasportano la statua, cosa che raramente si vede in giro, insomma, generalmente sono gli uomini che trasportano le statue. Qui sono vestite a lutto le donne e trasportano loro la statua della Dolorata. E ci sono delle altre statue che sono invece in processione, sono delle bambine con dei mantelli colorati. Io credo che sia in basso a destra, credo che sia Antonio Carpia, non vorrei sbagliarmi. Sì, è lui.
quando sono andato a fare questi scatti era 2 o 3 anni fa, quindi non lo conoscevo. Quindi stiamo vedendo, questa è proprio la fase dell'arrivo, come diceva Antonio, ma è veramente molto molto partecipato. Potete vedere dagli scatti come si nota come ci sia tantissima gente all'interno dei vicoli del paese. Un paese, come diceva Orazio, molto bello, e lo conferma, e confermo veramente che è un paese molto molto bello. Vabbè, io ho fatto così un excursus molto rapido per così, per dare anche ecco, uno sguardo diverso alla processione, oltre alle foto che aveva mandato Orazio e che aveva mandato Antonio. Credo che erano le immagini di Antonio, credo, no? Avremo modo comunque, dai, superati questi problemi tecnici, nelle prossime puntate faremo anche, recupereremo questa nostra gita a Ferrandini, che probabilmente replicheremo perché ci sono tantissime cose interessanti. Bartolo, vogliamo procedere ai saluti? Conduci tu? Sì, certo. Luigi, se nel frattempo, oggi è una giornata che la tecnologia non ci sta dando la mano. Luigi, si è spento la telecamera nuovamente, non so cosa sta accadendo oggi. Sarà qualche solstizio strano, Orazio, qualche macchia solare, ci voleva Lucia che ci spiegava qualche fenomeno Sì. atmosferico oggi. Vabbè, no, va bene. Sì, siamo arrivati alla fine di questa 15ª puntata dell'Almanacco delle Tradizioni Popolari. Non resta che augurarvi sicuramente una buona serata e darvi anche appuntamento alla puntata di giugno. Vedremo ovviamente, se avete curiosità, se avete anche delle tradizioni da proporre, fatelo, contattateci. C'è sia potete contattarci sulla pagina dell'Officina Mediterranea, ma c'è anche la pagina dell'Almanacco delle Tradizioni Popolari. Quindi potete tranquillamente scriverci anche per suggerire eventuali curiosità che volete proporre, e noi cerchiamo di informarci, perché è chiaro che noi cerchiamo di trovare i riti più particolari, le situazioni più particolari, però è chiaro che non possiamo certamente conoscere tutto ciò che accade nei nostri bellissimi territori. Luigi nel frattempo è rientrato, quindi ci siamo. Orazio, lascio a te i saluti finali. Sì, io innanzitutto volevo farvi vedere, chi ha più di 50 anni si ricorda sicuramente di questa erba qui, il cui tronchetto veniva tagliato e veniva fatto una sorta di fischietto. Vedo Luigi che sorride, forse se lo ricorda pure lui. Io oggi l'ho fatto... Purtroppo sorrido pure io, sorrido pure io. E quindi ve lo volevo far vedere, anche perché, per ricollegarmi ad Antonio, terra di zampogne e di surduline, la Terranova, e questo è uno dei sistemi che viene usato per la zampogna minore, la minore per dimensioni, non per importanza, la surdulina, ma ne parleremo in una delle prossime puntate, quando affronteremo l'argomento più musicale dal punto di vista... Comunque, Prego. Orazio, Dimmi. chiedo scusa, ma voglio dire anche questo. Il 30 a Terranova, il figlio di Leonardo Riccardo, mancato 2 anni fa, riapre un po' il laboratorio del papà. Non so certo. se lo sai. Quindi c'è questa cerimonia dell'apertura ufficiale del laboratorio di Leonardo da parte del figlio di Pino Salomone ed altri amici. Questo è il 30. Il 31 c'è appunto, come ha detto, l'albero, il taglio e la scalata dell'albero. Il 1 giugno c'è la traslazione della statua della Madonna di Pollino da San Severino alla cappella del Pollino. Santuario. Al santuario, è anche un evento molto partecipato. E a Tricarico c'è anche, diciamo, io partecipo con la Proloco, c'è un'esposizione dei costumi dei paesi di Basilicata. Di Rivera a Tricarico c'è proprio il raduno delle maschere antropologiche, il raduno internazionale, e c'è anche la sfilata dei costumi tipici presenti in tutti i comuni costumi tipici, appunto.
e saremo presenti anche come Terranova, come Prologo, come comune. Quindi diciamo è un fine maggio, inizio giugno molto, molto Certo, particolare. avete Quindi proprio partecipiamo a tutte tutto queste molto cose. fino. Io vi aspetto a Terranova naturalmente, nel salutarvi vi aspetto tutti. Grazie Va Antonio, bene? grazie. Grazie, Buonasera, grazie grazie. Antonio, grazie. Luigi, cosa ci dici per Allora, lasciarci? sì, una buona serata a tutti e con l'augurio di nuove avventure. E le immagini magari del capocanale di Valenzano a metà Di giugno Valenzano. per la prossima puntata. Certo. Va bene, allora ringraziamo Bartolo che si è oggi prodigato per tenere in piedi dal punto di vista tecnico la puntata, Antonio Di Tano da Terranova, Antonio Lacarpia per il lavoro che ha fatto per noi questa settimana, Luigi Lampignano come sempre. Ci congediamo dai nostri affezionati follower, si dice, spettatori, qualcosa del genere. Vi diamo appuntamento alla puntata prossima che sarà a fine giugno per parlare delle tradizioni di luglio. Buona serata a tutti. Orazio, grazie anche a te. Grazie. Abbiamo ringraziato tutti Buonasera. tranne te, quindi grazie anche a te. Buona serata. Buona serata.